È stato tra i settori più penalizzati nei mesi di lockdown. Ora il turismo sembra essere ripartito alla grande con numeri che ricordano quelli pre-pandemia. Nel prossimo fine settimana le camere di hotel occupate a Padova saranno oltre l'80%, numeri che lievitano al 90% se ci spostiamo nelle vicine strutture termali di Abano e Montegrotto. Il fatturato atteso per i prossimi weekend è pari a 3 milioni e mezzo di euro. Un mese di agosto ottimo, ma anche a luglio i dati sono stati in crescita con il 70% delle camere occupate in modo quasi costante. I numeri sono quelli dell'Osservatorio economico della Confesercenti del Veneto Centrale, che ha analizzato i dati resi disponibili dalle principali agenzie di viaggio online, da cui risulta che ad una settimana da Ferragosto sono già occupate nelle province di Padova circa il 70% delle camere. A queste si devono aggiungere quelle last minute per il prossimo weekend. La vera differenza rispetto al 2020, che per numeri è stata un'annata molto diversa da quella attuale, sta nella tipologia di permanenza del turista, che si è accorciata, spiegano da Assotel Confesercenti. Prima le famiglie si fermavano da 2 a 3 notti, mentre ora Padova è diventata un crocevia. I turisti stranieri per lo più sono svizzeri, austriaci, belgi, francesi, olandesi e bulgari, pochissimi tedeschi, in controtendenza con la tradizione, ma sono tornati soprattutto i turisti italiani che scelgono il turismo di prossimità. I dati sono buoni e le associazioni di categoria sperano che con la recente nomina di Padova Urbs Picta Patrimonio UNESCO possano addirittura migliorare.